Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo gli enti che hanno concesso il patrocinio e tutti i numerosi partner che sostengono a vario titolo questa iniziativa. Come sempre siamo in diretta dalla scuola secondaria di primo grado Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto e stiamo trasmettendo sul profilo Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Salutiamo il pubblico che ci sta seguendo da tutta Italia e vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette sui vostri canali, ringraziandovi naturalmente per il supporto che ci state dando. Il titolo di questa terza edizione di Educhiamoci è Ci vuole coraggio. Coraggio come antagonista delle nostre paure, ma anche come possibilità in educazione di pensare con il cuore, sia come genitori che come educatori, insegnanti e persone insomma, che a vario titolo si prendono cura dei più piccoli. Vi ricordiamo che tutto il programma dell'intera settimana è presente sul nostro sito dedicato www.educhiamocivittorioveneto.it. Con noi qui in studio oggi pomeriggio c'è anche Tiziana Boranga, coordinatrice pedagogica Servizi 06 Asilo Nido del Comune di Vittorio Veneto, che al termine dell'intervento ci potrà aiutare a fare alcune riflessioni o potrà porre una domanda al nostro ospite. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. L'incontro di oggi si intitola Gli infiniti sentieri del neurosviluppo e sarà condotto da Teresa Farroni, collegata da noi, con noi, che ringraziamo molto per la sua disponibilità e la presenza a Educhiamoci. Allora, le esperienze che un bambino vive, soprattutto nei primissimi tempi della sua vita, sono in grado di cambiare le sue traiettorie di sviluppo e di questo noi dobbiamo essere consapevoli, soprattutto in un'ottica di prevenzione, per poter offrire al bambino il miglior ambiente fisico e relazionale possibile, proprio per favorire la sua evoluzione. Affrontiamo questo tema appunto con la dottoressa, con la professoressa Teresa Farroni, che è una neuroscienziata, professore universitario dal 2005 presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, presso l'Università degli Studi di Padova. Il focus principale della sua ricerca riguarda lo studio dello sviluppo funzionale del cervello durante i primissimi anni di vita. Prima di passarle la parola, professoressa, ricordiamo che potete porre delle domande che verranno poi girate alla nostra ospite commentando la diretta nei profili social oppure scrivendo un messaggio su WhatsApp al numero che vedete comparire in sovraimpressione. Lascio quindi la parola alla professoressa Farroni e vi auguro un buon incontro. Grazie mille, grazie anche dell'invito, sono sempre molto onorata quando mi invitate. Allora, passo alla condivisione dello schermo che così potete vedere le slide che ho preparato per questo incontro. Ecco, spero funzioni. Eccoli qua. Allora, dunque, il titolo è molto carino, non l'ho fatto io, l'avete fatto voi, quindi sono molto molto d'accordo con questo. Quindi gli infiniti sentieri del neurosviluppo. Allora, parto con un qualcosa che apparentemente sembra essere molto lontano da quello che è l'idea di uno sviluppo precoce dei bambini, ma mi interessa molto poter allargare anche la prospettiva e il pensiero, no? Quindi io vorrei che provassimo a ragionare che cosa vuol dire essere in relazione con l'ambiente. E quindi è uno degli studi che ultimamente vengono condotti e sono estremamente interessanti, tra l'altro sono condotti anche all'interno del nostro Ateneo, si basano su una domanda che sicuramente tutti noi ci siamo posti, no? Come fa il vitigno dell'uva a sapere dove andare ad ancorarsi, no? Non so se avete mai provato, io ho lasciato la bicicletta dei miei figli per un solo giorno appesa vicino alle viti, il giorno dopo si era benché ancorato intorno al freno, uno di questi, le foglie, i vitigni della pianta. E perché? Come fa a sapere una pianta dove andare ad ancorarsi? Ecco, questo tipo di esperimenti, pensate, si fanno in ambienti estremamente protetti, isolati, per vedere quali sono gli effetti esclusivamente della
conoscenza della cognizione vegetale. Per cui se si mette una pianta vicino a due pali, uno dei quali è un po' instabile, l'altro è ancorato sul terreno molto radicalmente, molto forte, ecco, la pianta va spontaneamente ad ancorarsi sul palo che è più resistente. Ecco, chi gliel'ha detto alla pianta che quello è più resistente dell'altro? Allora, queste domande alle quali non porrò risposta io, ma vorrei farvi pensare che l'ambiente intorno a noi gioca un tale effetto da condizionare anche quegli elementi, quegli animali, quegli esseri viventi che in qualche modo non sono così evoluti come pensiamo e possiamo essere noi. Allora, vi voglio mostrare un altro piccolo essere vivente, perché secondo me vi dà proprio l'idea di cosa vuol dire partire in modo estremamente precoce ad interagire con queste entità che nascono e che hanno un senso nella loro vita, che devono incominciare a interagire con ciò che li circonda. Tra l'altro, una delle frasi che tipicamente viene usata un po' in psicologia dello sviluppo è che la difficoltà maggiore che i bambini hanno, che gli esseri umani hanno quando vengono al mondo, è quello di imparare ad imparare. Okay? Quindi questa è la difficoltà che abbiamo noi come ricercatori, è di capire esattamente come questa elaborazione possa avvenire. Allora entreremo più nello specifico, ma intanto vi faccio godere di questa immagine. Io ho lavorato per molti anni e sto lavorando ancora con i neonati. Quando dico neonati vuol dire poche ore di vita come questo bambino. Questo bambino è nato un giorno prima. E come vedete è in grado, se posto di fronte a degli schermi, a parte che un po' lo abbagliamo al primo momento, ma poi guardate che razza di movimenti e di capacità che già a poche ore dalla nascita ha nel guardare degli stimoli. Voi dovreste vedere qua due immagini, giusto per la cronaca, una è un braccio che raccoglie un oggetto e dall'altra parte c'è un bastone meccanico che si muove in modo meccanico e si attacca alla palla e porta via la palla. Quindi uno prende la palla e l'altro invece questo si attacca col bastone. Quindi è un contrasto fra un movimento biologico e un movimento che non è biologico. E il neonato lo guarda, vedete questi si chiamano movimenti saccadici, no? Guarda attentamente ciò che gli viene proposto. Okay? Fino a pochi decenni fa si pensava che il neonato nasce cieco. Ecco, non so come potessero pensare che un esserino così complesso da subito possa essere considerato cieco. Lui guarda, sceglie, si ferma su ciò che preferisce. In questo caso preferisce guardare di più la mano che prende un oggetto rispetto a un altro oggetto, sebbene si muova in modo scattoso e quindi apparentemente più interessante. Quindi, a detta così da questo tipo di inizio che vi mostra semplicemente delle enormi capacità che ci sono in natura. Ecco, la grossa domanda, e che è una delle domande fondamentali dello sviluppo, è che relazione c'è fra quello che è in un certo senso considerato pre-organizzato come il nature, la natura, e quello che invece è l'effetto dell'ambiente, dove per ambiente si definisce ambiente anche l'educazione, l'aspetto culturale, no? Quindi questa domanda fondamentale che i filosofi si sono posti e gli psicologi dopo, è vero che la filogenesi ricapitola, l'ontogenesi ricapitola la filogenesi, no? Quindi lo sviluppo dell'uomo ricapitola lo sviluppo dell'intera umanità, ma è quella che è diciamo le ricerche attuali hanno portato a rispondere a questa domanda, è che lo sviluppo ontogenetico è un processo, prima di tutto, che non parte già in una condizione che viene definita in modo erroneo innata, ok? Ma è un processo che porta e emerge la funzione che andrà poi a essere la funzione fondamentale che noi andiamo a investigare, emerge da questo processo. Quindi noi non nasciamo come strutture già
innatamente costruite e per cui andiamo a fare esattamente quello che c'è scritto là, ma la funzione e le nostre capacità si specializzano in interazione con l'ambiente, ok? Quindi quello che noi sappiamo fare è una emerge, ok? Questa parola emergere è interessante perché è un processo che porta alla costituzione di specializzazione, quindi non nasciamo già specializzati. Allora la parola innata va assolutamente eliminata perché non esiste niente di innato, perché qualsiasi cosa avvenga avviene sempre in un contesto, in un ambiente. Dove se questo ambiente, e qui vi mostro le definizioni che possono essere date al termine ambiente, non è solo l'ambiente esterno in cui noi viviamo, ma è anche l'ambiente cellulare, per esempio, cioè l'ambiente all'interno del quale noi costruiamo la nostra, la nostra esperienza. Ancora un terzo livello, e qui ve l'ho letti all'incontrario, è quello molecolare, no? Quindi un ambiente interno, all'interno delle nostre cellule, che vanno a interagire con determinati elementi che provengono dall'interno stesso o dall'esterno. Okay? Quindi se andiamo a definire l'ambiente in modo più ampio, allora non possiamo per nulla utilizzare il termine innato, perché quando noi vediamo un determinato comportamento non abbiamo idea di quando questo comportamento sia stato modulato da un meccanismo sottostante e quando questa attivazione avvenga. Okay? Potrebbe essere un qualcosa che noi vediamo a un certo punto, ma che si è formato molto tempo prima. Allora, lo sviluppo inteso in questi termini è uno sviluppo che è stato definito già dalle traiettorie dinamiche e probabilistiche di Weddington, che molto probabilmente avrete già visto e sentito in altre presentazioni. Quindi quello che succede è che questa pallina, che potremmo essere ognuno di noi, prima di venire al mondo, nel momento in cui nasce, potrà cadere in qualsiasi di questo punto, ok? E la locazione dove andrà a cadere sarà funzione dell'avvallamento che trova nel suo percorso. C'è un ulteriore, vediamo se si vede, sì, non so se funziona questo video, ma mi sa di no. Di questo dovevo provarlo, vabbè, non importa, era solo l'esempio di una pallina che scende e che mentre scende va a modificare la sua forma, il suo colore, okay? In funzione per l'appunto di questi avvallamenti. Quindi non esiste niente, assolutamente niente, che possa essere predeterminato, mentre ognuno di noi ha uno sviluppo che sarà probabilistico in termini di, a seconda della probabilità di trovare delle situazioni che possono essere positive o negative. Quindi vediamo se va avanti, si è fermata, eccolo qua. Quindi se questo è il concetto, allora dobbiamo andare a parlare di sviluppo in termini di cambiamento. Quindi non è più un'idea di esplicazione mera di codici genetici, ma è un'ipotesi continua di costruttivismo, viene definito, cioè l'individuo in modo attivo interagisce con l'ambiente e quindi modifica le proprie strutture. Questo è estremamente interessante perché questa modificazione, questa è una fettina del nostro cervello, ha delle componenti che si vanno a formare nel corso dello sviluppo prenatale e che hanno delle caratteristiche che saranno determinate nel corso di uno sviluppo che non è ancorato solo nei primi anni di vita. Lo sviluppo del nostro cervello avviene in modo così evidente in termini di evoluzione, proprio di sviluppo in salire, fino ai 30 anni di età. Okay? Quindi quando parliamo di sviluppo non dobbiamo assolutamente pensare alla psicologia dello sviluppo, alla psicologia del bambino, perché il bambino è una delle fasce di età che andiamo a investigare, no? Quindi questo sviluppo è continuo.
Perché ho segnalato questa slide e questa che vengono definiti la fase di mielinizzazione, viene detta, ovvero quella fase in cui, diciamo, i nostri neuroni si avvolgono di una sorta di grasso che facilita la comunicazione fra le diverse aree. Ecco, questa fase, questo percorso che è estremamente importante perché vuol dire che parliamo di network all'interno del cervello, non più di aree che sono destinate a essere un qualcosa, ma di aree che vanno a comunicare fra di loro grazie a questa possibilità di connessione. Ecco, questo avviene in modo massimo e in diversi tempi dello sviluppo, ma in modo massimo nelle aree frontali quando raggiungiamo i 30-20 anni di età, 30, i 20 e 30. E quindi pensate quanto ancora il nostro cervello ha tempo di svilupparsi. Quindi l'ambiente continua a avere questo grandissimo effetto nello sviluppo cerebrale. Tra l'altro, ovviamente il cervello è così complesso da avere una serie di cellule nervose che si differenziano a seconda delle funzioni che hanno. E questi neuroni, vedete, abbiamo quelli unipolari, quelli che sono bipolari, ognuno ha una sua funzione specifica. Ma la cosa interessante, qui sono solo descritte quelle che sono alcune delle funzioni che questi neuroni hanno, ma la cosa interessante è che i neuroni comunicano fra di loro attraverso il bottone sinaptico dove troviamo all'interno i neurotrasmettitori. Ed è lì la vera fase in cui abbiamo la possibilità massima di creare questa connettività all'interno del cervello. Ripeto, in alcune aree ci si arriva a questa connettività prima di altre, le aree sensoriali si sviluppano prima rispetto a quelle frontali che richiedono più tempo, ma è lì che l'ambiente, e quando dico ambiente parlo anche di interazioni che possono essere tossiche, ok? Quindi interazioni che possono essere in qualche modo, vengono definite in psicologia teratogene, no? Quindi che influenzano e deviano la comunicazione all'interno delle sinapsi, all'interno della comunicazione che avviene tra i neuroni. Ma perché vi dico questo? Perché la possibilità di comunicare fra i neuroni non è solo all'interno di uno specifico compito, ma è trasversale. Okay? Quindi ogni neurone si connette, può connettersi con altri grazie a questo processo di neurotrasmettitori. Vedete qua le sinapsi, 2 sinapsi che comunicano con i neurotrasmettitori, ma quello che è importante è che questo tipo di trasmissione può essere influenzato anche da funzioni diverse. Questo è un bellissimo lavoro fatto sui topini bianchi, in cui si è andati a vedere come la specializzazione di questi neuroni, la ramificazione di questi neuroni cambiava in funzione dell'attività che questi topini bianchi facevano, ovvero alcuni topini venivano messi all'interno di questa ruota che gira e si esercitavano, no? Un training tutto il giorno. Altri invece non avevano la loro gabbietta, tranquilli, mangiavano, stavano anche insieme, quindi un'interazione sociale, ma non si agivano a livello motorio. Beh, messi poi all'interno di un labirinto, quello che succede è che vediamo se si vede, eccolo, solo quelli che si erano esercitati erano capaci di uscire in modo molto veloce all'interno del labirinto. Quindi una funzione motoria che, se stimolata, agisce a sviluppare altri aspetti che possono essere di tipo cognitivo più complesso. Okay? Quindi vedete come è importante, questo io lo dico sempre agli insegnanti, se vogliamo lavorare sullo sviluppo di determinate capacità cognitive, non bisogna necessariamente torturarle all'interno di quei processi tipo memoria, tipo attenzione, tipo linguaggio, ma si può lavorare, e anzi si deve lavorare anche sul gioco, il sistema motorio, perché questo lavora all'interno
ecco che la definizione di ambiente in questo caso è un ambiente esterno perché si gioca, ma le interazioni avvengono in un ambiente interno, all'interno del tessuto, ok? Quindi questo permette che se qualcosa viene utilizzata, allora abbiamo i percorsi neurali e le connettività. Se qualcosa non funziona, allora i neuroni si adattano in modo tale, vedete in questo caso, no? Non funziona per un qualche motivo che può essere legato a un danno, a un qualsiasi cosa, ecco, il neurone riesce a compensare e a continuare la comunicazione. Quindi il neurone ha una capacità enorme di lavorare in questa dimensione, no? E quindi di essere qualcosa di diverso. Ecco, questo tipo di modificazioni all'interno del cervello, questa connettività, vedete, ha un percorso all'interno dello sviluppo. Allora, se vedete, questo è il momento della nascita, i neuroni, il neonato, quando nasce ha la maggior parte dei neuroni, miliardi di neuroni, quindi che può utilizzare da quel momento in poi nell'arco della propria vita. Allora, ma quello che si modifica nel corso dello sviluppo, e andate a vedere quanto fitto è all'interno dei primi 2 anni di vita, quello che si modifica è la connettività all'interno del cervello. Quindi non sono i neuroni, il numero di neuroni rimane praticamente lo stesso, anche se ultimamente si sono scoperti la possibilità anche di avere e di creare nuovi neuroni, ma in linea generale quello che si modifica è la quantità di connessioni che si hanno. Quindi la connessione che avviene è importantissima perché quello che succede sempre in termini paralleli come processo naturale dello sviluppo del cervello è la perdita di queste connessioni, che viene definita pruning, potatura in italiano, no? Quindi se non lavoriamo se non veniamo stimolati a livello sensoriale, a livello cognitivo, a livello motorio, mettiamo tutti i livelli di interazione, allora ciò che non crea specializzazione arriva e si riduce. La riduzione sinaptica vuol dire che quella possibilità sparisce. Okay? Questa riduzione sinaptica è un processo naturale, dicevo, perché deve esserci, okay? Altrimenti, vedete, una esuberanza di connessioni, se non ci fosse una potatura, l'esuberanza di connessioni porterebbe a dei deficit. Per esempio, l'autismo sembra che ha una difficoltà, no? Nell'apprendimento, che può avere delle difficoltà di comunicazione, che possono avere diversi tipi di esplicazioni, perché è una sindrome, sembra essere una delle cause o una delle difficoltà, delle cose che si sono misurate, è proprio una esuberanza sinaptica. Okay? Quindi non hanno meno, ma hanno più. Quindi è importante perché il cervello ha delle condizioni di equilibrio, okay, che nel sviluppo tipico avvengono, per cui si ha la giusta quantità di connettività se ovviamente l'ambiente è di tipo stimolante, okay? Ma nello stesso tempo ha anche un processo naturale di pruning, di potatura di questo. Vedete come a partire dai 4, 6, di 14 anni ci sono delle connettività, ma la connettività è massima, è più veloce, più rapida ed è più strutturata nei primissimi anni di vita. Quindi già questo ci fa capire quanto sia sensibile, no, questo periodo, i primi 1000 giorni di vita. Ecco, comunque è all'interno di questa primissima fase di vita che noi abbiamo questa maggiore possibilità di utilizzare il nostro ambiente, i nostri 5 sensi, quindi le informazioni che arrivano attraverso i 5 sensi e che ci possano stimolare in questa specializzazione del cervello.
Quindi abbiamo una serie di fenomeni che sono quelli che ho descritto adesso, no? Quindi la formazione dei neuroni, poi qui abbiamo la nascita, vedete però come tutto inizia in diversi momenti, ma prima della nascita, ok? Quindi tutto quello che succede a livello prenatale è estremamente importante per il nostro cervello. Quindi quando ci occupiamo di capire come l'ambiente possa influire, dobbiamo iniziare a farlo fin da subito, prima ancora che, perché vi ricordate la connettività e come i bottoni sinaptici comunicano fra di loro, ecco, elementi chimici, tossici o anche una quantità di stress elevato va a influire proprio all'interno di questa comunicazione e gli effetti ovviamente li vediamo a partire poi dalla nascita. Questo è la mielinizzazione di cui parlavamo prima, vedete il blu è proprio la quantità, la copertura di area cerebrale che ha raggiunto la mielinizzazione. Vedete, quindi è molto lenta ed è ciò che dobbiamo pensare che arriva al massimo della propria funzione, diciamo, all'interno di questa fascia di età che, guarda caso, è quella più critica, no? All'interno, cioè diciamo non critica, è più difficile. I ragazzi adolescenti sappiamo bene quali sono le loro modalità di relazionarsi e quindi questo modo di essere ribelli, no? Tutto quello che è rivoluzionario all'interno di un cervello adolescenziale trova la sua origine in questo momento di massima esplicazione del cervello. Okay? Quindi cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che se noi dobbiamo pensare ai nostri circuiti neurali, dobbiamo pensare a una rete neurale semplice, non occorre andare troppo in complessità. Noi abbiamo delle unità di uscita, delle unità di ingresso che sono i nostri sensi, le nostre stimolazioni sensoriali, passano attraverso delle aree e poi noi vediamo il comportamento che ne fuoriesce. Questo è interessante perché, vista così in modo semplice, possiamo pensare, così come le reti neurali ci insegnano, che il livello di attivazione di un determinato neurone affinché possa produrre da un input a un output avrà un peso, no? Che sarà determinato proprio dall'ambiente. Okay? Tanto più io vado a stimolare, tanto più questo peso verrà registrato e quindi avrà un effetto all'esterno. Vi mostro una cosa, vediamo se, eccola qua. Questo è interessantissimo, è un lavoro pubblicato è una review, ma vengono su Trends of Cognitive Sciences, questo, e quello che viene mostrato qui è questa rete neurale, no, di cui parlavamo prima. Queste sono tre aree fondamentali, dico io, perché intervengono nel processo di apprendimento. E la comunicazione fra queste aree, vedete, sono aree in genere, giusto per riassumervele, queste sono le funzioni, quelle legate alla funzioni esecutive, quelle classiche che vengono individuate dagli insegnanti in genere, no? La memoria, la capacità di autoregolazione, l'inibizione, sono tutte cose molto importanti, serie. E la parte invece che è meno, fra virgolette, seria e che riguarda altri aspetti, vengono definite il default mode network, quelle delle aree che diciamo che si disattivano proprio quando si attivano le altre, ok? Quindi quando noi facciamo dei processi di ragionamento, attiviamo queste aree. Quando non ragioniamo e ci lasciamo andare a noi stessi, allora lì queste aree si spengono e le altre si attivano. Allora, questo tipo di attività, vedete, questa connettività va a influenzare la elaborazione del compito in base alla sua complessità. Cioè, più è complesso il compito e più aree io vado ad attivare. Okay? Quindi, smettiamola di dire che noi usiamo solo il tot, ognuno dice una cosa diversa, per cento del nostro cervello. Il nostro cervello viene usato tutto in funzione
di ciò che serve, andrà a reclutare le connettività che servono. Okay? Quindi questo è il modo di ragionare, è il modo di vedere un cervello che ci insegna che collaborare è importante, perché vado a utilizzare quello che ognuno sa fare meglio. Allora, ci sono diversi tipi di approcci teorici quando andiamo a lavorare e cerchiamo di interpretare lo sviluppo del cervello, proprio in termini anche di relazione con l'ambiente. Quello più semplice che è stato sempre utilizzato, ma che recentemente, grazie alle nuove tecnologie, non è più possibile pensare, vi mostro il grafichetto che è più facile. Allora, l'idea è l'approccio maturazionale, lo vedete qua. L'approccio maturazionale ritiene che se noi non vediamo un determinato comportamento nei bambini è perché quella determinata area che sarebbe coinvolta nel favorire, nel modulare, nel produrre quel determinato comportamento non c'è. E quindi dobbiamo attendere che l'area predisposta possa e debba maturare. Okay? Allora, già qua vi ho trasmesso una sensazione di attesa. Okay? Quindi l'idea che noi dobbiamo aspettare affinché determinate aree debbano raggiungere la maturazione adeguata prima di pensare che quel comportamento si possa vedere. Questo è non solo sbagliato perché abbiamo capito che non è così, ma è anche pericoloso, perché vuol dire che che l'organismo è passivo all'interno del suo sviluppo. Quindi l'ambiente in questo caso giocherebbe praticamente un effetto pari, ma minimo, solo come attivatore, okay? Ma non come funzione di produrre questo sviluppo. Okay? Quindi questa ipotesi ha pervaso le scuole, la scienza, per cui noi bocciamo i ragazzi e ci permettiamo di scrivere sul foglio perché non è maturo. Neanche le arance, dico sempre, si maturano se non c'è un terreno fertile, no? Quindi non è un processo di maturazione quello che coinvolge l'apprendimento. E ci sono altri due modelli interessanti. Questo invece nell'ago della bilancia fra la natura e l'ambiente va a spostarsi molto di più sull'ambiente. Secondo questa, scusate, non questo, ma quello terzo, ecco qua, lo skill learning. Nello skill learning, il modello dello skill learning prevede che una determinata area si sviluppi e si specializzi, ok? Come in questo caso all'inizio si attiva un'area, ma poi a seguito della continua interazione con l'esperienza, ok? Che si vuole misurare, l'area va a specializzarsi, quindi è l'esperienza che va a giocare questa specializzazione, ok? Quindi in funzione di questa interazione con l'ambiente il cervello va a specializzarsi. Bene, ma manca ancora un aspetto. E la terza delle teorie, che non so perché è stata messa nel centro, ma questo è un bellissimo lavoro su Nature Reviews del 2005 del professor Mark Johnson, e questa ipotesi invece che incontra la sua approvazione, ma decisamente anche la mia, l'approccio di specializzazione interattiva, ovvero quello che abbiamo detto fino adesso, cioè io vado a scoprire una determinata azione, una funzione ad opera del bambino che è dovuta non tanto e non solo dall'esperienza di quell'azione, ma dalla connessione, quindi la connettività che si ha all'interno di aree cerebrali che sono già presenti. No? Quindi la possibilità di avere delle aree già predisposte, ma ciò che manca e ciò che crea queste freccette, che noi vediamo, queste frecce nere, è proprio l'interazione con l'ambiente esterno, ma anche con l'ambiente del tessuto interno, ovvero di diverse aree che vanno a stimolarsi a vicenda.
Vi ricordate il topo che grazie al movimento va a stimolare delle funzioni cognitive più complesse? Ecco che questo approccio della specializzazione interattiva tiene in considerazione tutte le aree che sono già predisposte nel nostro organismo e che grazie all'input ambientale è in grado di creare una connettività. Allora, lo sviluppo funzionale del cervello postnatale non è solo il risultato di una passiva maturazione, ma si tratta di un processo dipendente dall'attività, ok? Ovviamente facendosi ricco di che cosa? Di predisposizioni iniziali, che non necessariamente sono rappresentazioni innate, ma sono delle predisposizioni, il cervello è predisposto affinché determinate competenze si possano specializzare. Okay? Sebbene molti studi poi abbiano descritto lo sviluppo funzionale del cervello in termini di maturazione sequenziale di diverse regioni corticali, sembra sempre più probabile che le funzioni cognitive che emergono durante lo sviluppo possono essere il risultato invece di queste interazioni. Queste sono due frasi che sintetizzano quello che ho appena detto. Alcune di queste interazioni potrebbero essere caratteristiche dell'apprendimento anche negli adulti. Quindi quando andiamo a vedere questa interazione, non dobbiamo pensarla, ok, solo i bambini piccoli usano le sensorialità, quindi le maestre, le persone che lavorano nella scuola dell'infanzia devono occuparsi di quello, mentre quelli che sono che si occupano di cose molto più complesse a livello di scuola secondaria superiore, ecco che lì non possiamo più utilizzare questo tipo di stimolazione, ma è sbagliato, perché il nostro sviluppo cognitivo è direttamente connesso con tutte queste altre aree di sviluppo. Non esiste uno sviluppo fisico cerebrale se non c'è uno sviluppo e una stimolazione di tipo percettivo, e se manca quello motorio e così via. Uno sviluppo socio-cognitivo è fondamentale per lo sviluppo cognitivo. Pensate ai bambini che hanno e subiscono delle azioni di bullismo. Ecco, loro perdono delle capacità, sono isolati, quindi il compito, lo sviluppo socio-comunicativo viene meno, ma verrà meno anche lo sviluppo cognitivo. Okay? Queste freccette non a caso sono bidirezionali e sempre a dimostrazione di quello che abbiamo detto prima, della interazione fra le diverse aree. Quindi i cambiamenti cerebrali portano dei cambiamenti comportamentali e i cambiamenti comportamentali cambieranno le capacità mentali degli individui, ma è anche vero l'incontrario. Quindi questa idea epigenetica porta in sé la caratteristica che ciò che noi pensiamo possa portare a dei cambiamenti a livello cerebrale. Quindi attraverso le nostre funzioni, le nostre rappresentazioni, le nostre capacità, possiamo andare a interagire. E quindi non esiste qua il tempo, ciò che era prima, okay? Però di fatto vado a modificare una struttura funzionale. Quindi il ruolo dell'esperienza è fondamentale. Vi faccio vedere questo lavoro che questo è abbastanza vecchietto, è del 2005, e qua c'è mio figlio, a cui ho messo una cuffietta che serve per misurare l'attività cerebrale, okay? È una cuffietta, si chiama spettroscopia vicino all'infrarosso, e ho presentato uno stimolo, non è solo lui, ma ci sono moltissimi bambini testati all'interno di questo lavoro, e ho presentato una faccia che fa il bubusettete, no? E un oggetto con la stessa pari controllo di movimento, di visibilità, eccetera, e ho visto quale aree del cervello vanno ad attivarsi in un caso o nell'altro. Come vedete, solo nel caso della presenza di un volto, questo è neonato, quindi anche lui secondo giorno di vita, si trova un'attivazione nelle aree temporali. Non c'è la medesima attivazione quando viene presentato un gioco. Ma la cosa interessante è che questa quantità di rosso che voi vedete, ovvero di attivazione, varia a seconda delle ore di vita.
Cosa ci dice questo lavoro? Ci sta dicendo che la quantità di esperienza che noi accumuliamo, ovvero la presenza in questo caso di volti, e quando siamo nati ci sono tanti volti Covid a parte che vengono a interagire con il neonato appena nato, serve è una stimolazione che va a specializzare e a stimolare fin da subito, per poi arrivare alla specializzazione di aree specifiche per l'elaborazione dei volti. Ok? Lo stesso dicasi per il riconoscimento della direzione dello sguardo. I neonatini preferiscono guardare questo volto che guarda verso di loro. Vedete, la maggior parte dei neonati testati va da questa parte, uno sicuramente sta dormendo, l'altro incurioso va dall'altra parte. Questo ci dice che già alla nascita noi abbiamo dei meccanismi che ci permettono di orientarci verso qualcosa che è significativo. E queste aree, questo all'età di 4 mesi, sono già localizzate e specializzate per differenziare questi due sistemi, questi due stimoli. Allora, il cervello si costruisce nel tempo, dal basso verso l'alto, perché cosa diciamo? Che quello che viene prima getta le fondamenta per quello che viene dopo, ma tutte queste aree, le alte funzioni cognitive, il linguaggio, nascono e si attivano prima ancora della nascita, ok? Sì, e questo nel primo anno di vita, vedete, raggiunge dei picchi che sono estremamente importanti, ok? Ma il linguaggio si attacca allo sviluppo sensoriale, queste stimolazioni che abbiamo visto poco fa con i neonati sono fondamentali per creare poi lo sviluppo successivo. E quando parlo di sensorialità, parlo dello stimolo visivo, ma parlo anche per esempio del tocco. Ultimamente abbiamo fatto molti lavori su come il tatto possa essere una stimolazione che va a lavorare poi e contemporaneamente anche sulle funzioni cognitive. Questo vi racconto brevemente, un lavoro fatto con i neonati. Sì, il neonato era nella culletta, lui dormiva pacifico e io andavamo a stimolarlo con un o pennello, vedete, sulla fronte, lo accarezzavamo per 2 minuti, oppure con un tocco di tipo affettivo, viene definito. Ecco, il neonato già appena nato è in grado di distinguere questi due tocchi, anche se sta dormendo. Questo vuol dire che il neonato ha già una capacità discriminativa di 2 tipi di tocco che hanno funzioni diverse e che vanno in aree diverse del cervello. Il tocco affettivo, quello fatto con un pennello, viene definito un tocco discriminativo, ok? Come se noi tocchiamo un oggetto, siamo in grado di toccare e dire ok, questa è plastica, questo è legno, no? E perché questo va nel momento in cui siamo toccati, va a stimolare i neuroni delle aree somatosensoriali della corteccia. Invece, un tocco fatto con la mano, con qualcosa di morbido, di soft, che va a coprire una certa superficie ed è sufficientemente caldo, 37 gradi, va a stimolare quelle che vengono definite le cellule tattile, CT cells, vanno invece, sono molto più lente, vanno a stimolare l'insula, cioè delle aree che hanno a che fare con l'emozione. Okay? Vedete come quindi siamo predisposti a interagire con l'ambiente, ma anche in modo ben dettagliato e definito. E questo è importante perché già ai tempi di Harlow con gli esperimenti con le scimmiette, questa scimmietta che usciva fuori dalla gabbietta morta di fame, e quando trovava 2 gabbiette, 2 finte mamme ok, di ferro, una coperta di peluche e l'altra, vedete, aveva il latte, cosa faceva? Ha scoperto Harlow, ha scoperto che la scimmietta, che non era scema, correva a prendersi la bottiglietta di latte e poi andava a bersela sulla scimmia morbida. Questo bisogno è stato definito, cioè di affettività, è un bisogno primario e al pari del cibo, ok? E questo è così primario e così importante
che studi sugli orfanotrofi rumeni hanno dimostrato che se non hai questa stimolazione tattile, affettiva, nei primi giorni, nel primo periodo della tua esistenza, allora tu non cresci fisicamente, sono bambini più piccoli, hanno disturbi psichiatrici, non sono in grado di comunicare, hanno delle difficoltà che non possono essere superate più solo se non ricevono queste stimolazioni nel primo periodo di vita, ovvero nei primi 2 anni di vita, anche nel primo anno, possiamo dire. Coloro, i bambini che erano stati all'interno dell'orfanotrofio dal primo anno di vita, non hanno più recuperato nonostante i training. Coloro invece che sono entrati in un periodo successivo e quindi avevano conosciuto il tocco tattile affettivo prima, erano sicuramente in grande disagio, ma con un breve training di 1 mese di tocco affettivo superavano totalmente le loro difficoltà. Vedete quanto basilare possa essere la necessità di avere nei primi anni di vita, dove si vanno a formare quelle connettività, la possibilità di avere queste interazioni. Guardo l'ora, ho ancora un attimo, quindi perché il tatto è così importante? Perché il tocco che tra l'altro è il primo senso che si sviluppa nell'utero, già a 4 mesi è ben che stimolato, abbiamo una quantità di liquido che continua a stimolarcelo, la pelle è già completamente, nelle prime settimane si forma ed è già strutturata e quindi abbiamo la possibilità di sviluppare e di lavorare molto su questa sensorialità. Ma questa sensorialità porta all'idea, alla possibilità di conoscerci, cioè di esistere. Allora, se io faccio sempre questo esempio, se noi ci tocchiamo, e potete provarlo, non abbiamo una sensazione particolare, ok? Ma se qualcun altro mi tocca, allora nello stesso punto, nello stesso momento, la sensazione è completamente diversa. Ecco, questo avviene perché grazie alla sensazione dell'altro io ho la possibilità di conoscere i miei confini, no? Corporei, il mio essere. Allora, questo scusate, questa slide è in inglese, ma ve la mostro, sono i vari passaggi che noi dobbiamo fare per sviluppare il sé. Questo è un classico esperimento in psicologia dello sviluppo che si chiama il test rouge, per cui il bambino viene messo di fronte a una immagine, uno specchio, e gli si fa un punto rosso sul naso. Ecco, i bambini, si va a misurare quando i bambini vanno a guardare, a togliere quel punto rosso, non sullo specchio, ma su loro stessi. Okay? Questo è il primissimo esperimento che è stato fatto per dire che il bambino riconosce la propria immagine riflessa come se stesso. No? Allora, chi sono? La memoria autobiografica, questo sono io, l'identità di genere, cosa sono io, no? Capisco me stesso rispetto a un'altra prospettiva, la prospettiva egocentrica, la teoria della mente, cioè quando gli altri pensano qualcosa che possa essere diversa da me, l'autostima, il sapere che io posso avere un pensiero e attraverso il mio pensiero modificare ciò che faccio e la capacità di controllare la mia azione. Ecco, tutto questo va a costruire l'immagine del sé. Allora, questo sé è quell'area di cui vi avevo parlato all'inizio che si chiama Default Mode Network. Sembra essere un network particolare che non si attiva nelle fasi di apprendimento, abbiamo detto, come quelle delle funzioni esecutive, ma si attiva proprio quando pensiamo a noi stessi, ok? Con tutta quella descrizione che abbiamo detto un attimo fa, e anche quando stiamo creando, ok? Interessante perché la creatività sembra attivarsi solo quando il ragionamento si tace, ok? Quindi essere bravi a scuola non vuol dire essere persone creative. Sono due aree che hanno bisogno di comunicare.
ma in modo on-off, ok? Se mi attivo io, tu stai zitto, e viceversa. Questo aspetto è interessante perché questo sé è così vitale. Avete visto questo film che meraviglioso di Castaway con Tom Hanks? Questo qui è un personaggio nel film che deve andare a trovare suo figlio e quindi gli porta una palla di pallavolo e va in aereo perché è in un'altra parte dell'America e purtroppo nel frattempo c'è un incidente, l'aereo crolla e lui è l'unico a salvarsi ed è costretto a stare all'interno di quest'isola da solo. Okay? Che cosa? E questo secondo me è geniale, non so se loro sapessero che cosa stessero facendo all'interno di questo film, ma quello che era interessante è che lui per poter continuare ad esistere aveva bisogno di un altro, fra virgolette, che l'altro fosse un essere umano, non era importante. Era l'altro che gli permetteva di esistere in quanto sé. Quindi l'altro non è il fine, è il mezzo per conoscerci e per continuare ad esistere. E secondo me questo è estremamente interessante perché nel cervello l'attivazione maggiore che si ha quando si è soli, l'attivazione minore è proprio quella dell'area del sé. Ok? Quindi noi per essere altruisti dobbiamo in qualche modo riconoscere noi stessi prima, no? Allora, questo è estremamente importante, ma guardate come questi aspetti sono così importanti. Vi faccio vedere questo video. Questo è un video classico di uno studio in cui si chiede al genitore di interagire con il proprio bambino come si farebbe normalmente, ma a un certo punto gli si chiede di smettere di rispondere, ok? Quindi di comunicare. Guardate per favore perché l'esempio è eclatante. Quando l'altro non comunica con noi, non ci dà in qualche modo un feedback, anche solo comunicandoci con gli occhi, quello che succede. Questa è una bambina, è molto carina, In the si still chiama face esperimento experiment, what the mother Still. did was she sits down Scusate and she's l'inglese, ve lo playing with her descrivo baby io. who's about a year of age. La mamma guarda, vedete come risponde la And bambina. she gives a greeting E to the quello che baby, and the baby abbasso il gives a volume greeting perché back così to her. ve lo dico io, la mamma sta guardando, lei comunica, la bambina risponde, vedete queste due scene sono contemporanee, quindi tutto bellissimo. Ad un certo punto vedrete che la mamma smette di comunicare, ok? Cioè si chiama still face, la faccia si congela, ok? Ecco, si gira, adesso si ritornerà a girare. Guardate la risposta della bimba. Si è accorta immediatamente che qualcosa non andava e incomincia a cercare degli strumenti di comunicazione. Allora sorride, poi la guarda, poi indica, ma guarda se l'altra sta guardando, no? Quindi cerca in tutti i modi. E adesso vi devo alzare il volume perché la bambina incomincia, chiama, urla, cerca disperatamente. A un certo punto è simpatico perché cerca anche aiuto. Cerca, venite che questa è impazzita, no? Cerca aiuto. È assolutamente fondamentale la possibilità, ecco, finché va e piange, ok? In questo momento eticamente si blocca l'esperimento perché la necessità di avere l'incontro con l'altro è funzionale. Ed è questa la cosa importante, che questa bambina nello stimolo e quello che fa, scusate, volevo andare avanti, quello che è importante in questo esperimento che dimostra che un bambino che è abituato a ricevere l'attenzione della madre, dell'altro, del genitore, di chi si prende cura di lui o di lei, è così è richiestivo, ok? Ma pensate a quel bambino che non è abituato ad avere una madre che si occupa di lui o di un qualcuno che si occupa di lui. L'effetto che si avrà è che quel bambino non farà quello che ha fatto questa bimba, non cercherà
di trovare la propria attenzione e ridurrà e andrà avanti senza chiederla, sviluppando due cose fondamentali che sono terribili. Una è che impara che il suo pianto, la sua richiesta non è efficace. E quindi non solo che l'ambiente non sta rispondendo, ma che lui non è capace di chiedere a sufficienza. E questo è ciò che si va a vedere anche nel momento in cui si misurano contemporaneamente le attività neurali con degli EEG, e si va a vedere come nell'interazione ciò che si modifica sono le onde, okay, cerebrali nel bambino e nella mamma. Quindi questa sincronia di interazione va a stimolare e a modificare l'attività neurale. Allora, concludo perché mi sa che sono tardi. Ho trovato in internet questo, quindi cito la persona che ha detto questa frase per correttezza, ma mi è piaciuta perché per nascere ci vuole coraggio, visto che parliamo di coraggio, ma ci vuole anche l'incertezza, ovvero la probabilità di poter essere quello che vogliamo. Ok, io mi fermerei qua e penso di essere lievemente in ritardo. No, no, professoressa, grazie, invece è stato interessantissimo ascoltarla e bene che si sia presa tutto il tempo necessario. Adesso lascio subito la parola a Tiziana Boranga, che è la coordinatrice pedagogica del nostro nido comunale di Vittorio Veneto, per una prima considerazione, una domanda. Io ringrazio appunto la professoressa perché ci ha dato modo, credo, di avere moltissimi spunti di riflessione. Ho scritto anche moltissime domande, ma non sarà possibile rispondere, e volevo fare una riflessione rispetto al fatto appunto di come educatori, come genitori abbiamo una grandissima responsabilità a questo punto nel predisporre un ambiente che possa appunto rispondere al meglio e favorire questo sviluppo appunto del bambino. Perché, come diceva professoressa, stimoliamo dall'inizio, ancora dal pre-natale, e questo condizionerà appunto anche il resto dello sviluppo. Quindi da una parte una grandissima responsabilità, mi viene da dire, quindi anche un timore qualche volta, ma dall'altra parte abbiamo anche grandi possibilità, mi viene da dire, no? Cioè infiniti percorsi, appunto, proprio perché abbiamo il fatto che questo cervello, insomma, sia così plastico, come genitori e educatori possiamo intervenire, quindi favorire lo sviluppo, intercettare magari anche tempestivamente alcune difficoltà. Ecco, credo che questa prospettiva in qualche modo ci rassicura, ecco, ci può rassicurare come educatori e anche come genitori. Ecco, una domanda, ecco, volevo fare alla professoressa, proprio appunto come genitori e come educatori in questa prospettiva. Ritiene che il fatto che ci si possa mettere in discussione come adulti e magari prenderci cura del nostro essere educatori e genitori, ma nella parte proprio di riconnetterci a quella parte di percezione, senso motoria, eccetera, possa in qualche modo aiutarci per poter anche essere efficaci e utilizzare quel tocco affettivo che come definizione mi piace moltissimo in modo sicuramente efficace, perché credo che ci possa essere un tocco, lo descriveva anche negli esperimenti, no? Un tocco che però non ha lo stesso impatto appunto nel bambino. Quindi è importante che ci prendiamo cura anche di questi aspetti e ci riconnettiamo proprio con questi aspetti importanti. Nel modo assoluto, nel senso che l'interazione è a due in quel momento e quindi non esiste solo il bambino, è anche la risposta che il bambino dà a noi. E quindi noi come lo percepiamo? Non dobbiamo perdere la nostra identità quando interagiamo con i bambini. Loro vogliono degli adulti veri, no? Non è che vogliono quello che va là e dice no, è finita lì. Non è questa la cosa importante. La cosa importante è proprio essere in due all'interno di questo rapporto. Quindi
l'educatore, il genitore deve essere consapevole nel presente quello che sta facendo. Quindi non esiste giusto o sbagliato, ma esiste una sincronia di interazione, no? Ecco, se c'è una asincronia, ecco che questo non accade. Ci sono dei bellissimi studi recenti che dimostrano come le persone che vanno d'accordo, se vanno in altalena, andranno tutte e due con lo stesso modo, no? Nello stesso, anche se all'inizio uno va da una parte e uno dall'altra, poi finiscono per andare assieme. Oppure se camminiamo io e lei e ci troviamo d'accordo, incominceremo a mettere la stessa gamba davanti, no? Ecco, questi sono aspetti che a livello di interazione, anche motoria, ci fa capire quanto una sincronia sia così importante, no? E camminiamo in due però, e non esiste uno meglio dell'altro, no? E questo è il rapporto che l'insegnante, il genitore dovrebbe sempre avere, un'occasione di crescita continua, anche perché se nell'esperimento della still face la mamma smette di comunicare e abbiamo di fronte un bambino che a lungo andare smetterà di comunicare, ecco, la mamma non cercherà neanche più di dare risposte a questo bambino, no? E questo è estremamente grave, perché andiamo a chiudere e a fossilizzare due individui, non uno solo, no? Quindi il bambino ci stimola a essere e a cercarci, no? Ecco, tanto più il bambino ci stimola e tanto più noi siamo responsivi, noi andremo a dire a quel bambino che prima di tutto il bambino mi fa onore, no? Perché cerca me. E nello stesso tempo il bambino dice: ehi là, però io sono stato bravo, pianto sufficientemente forte da farti venire, ok? Quindi se lui piange io non vado perché altrimenti penso che sia viziato, ecco, ho perso la mia battaglia, perché i bambini non si viziano prima dei 5-6 anni perché non hanno le strutture sufficienti per creare questo condizionamento dell'altro, no? Si abituano, questo sì, è l'abitudine e gioca fin da subito, ma è l'individuo, è l'adulto che va a modulare questo e non c'è, cioè tu non puoi non dare risposta perché altrimenti lui si abitua. Devi dare la risposta giusta e questo è comunque una grossa difficoltà, perché non sappiamo farlo sempre in modo adeguato. Grazie. Grazie mille professoressa, ci sono delle domande che arrivano anche da chi ci sta seguendo, allora gliene leggo qualcuna. La prima è questa: ha senso, alla luce di quello che lei ha raccontato, parlare di un buon carattere o di un brutto carattere quando magari ci troviamo di fronte ad un bambino? A volte è un modo di dire che utilizziamo, però non è forse un po' un deresponsabilizzarsi rispetto magari a quello che abbiamo offerto come genitori? Allora, il carattere brutto ce l'ha il genitore o il bambino? Perché... Il carattere del bambino. Si fa riferimento al carattere del bambino. Perché molto probabilmente anche il genitore non avrà un carattere bellissimo. No, però io credo che qualsiasi etichetta sia dannosa e sia un modo per fissare, stabilizzare un'idea che poi va a finire che anche il bambino ci crede. Quindi io eviterei qualsiasi tipo di etichetta e non mi porrei la domanda è vera o falsa. Ci sono delle situazioni comportamentali che vanno indagate, si va a capire un po' perché quel bambino si arrabbia facilmente, non è perché ha un brutto carattere, il carattere si modula con l'interazione. Il temperamento è quello che dovrebbe essere, almeno a livello definitorio, una caratteristica dell'individuo, però se partiamo dall'ipotesi costruttivista non ha senso. Ecco, qualsiasi tipo di etichetta è limitante da tutti i punti di vista, questo sia nello sviluppo tipico che nello sviluppo atipico, quindi dire brutto carattere o dire è un bambino con la DHD, a mio avviso in tutti e due i casi è un limite grossissimo che va a chiudere la possibilità di intervento e di lavorare sulla funzione che invece all'interno di quella difficoltà non riusciamo a prendere in considerazione, no? Quindi è importantissimo lavorare invece sulle difficoltà e le predisposizioni, perché allora lì abbiamo un percorso tutto in salita, tutto in discesa, scusate. Ecco. Sì. Certo, grazie. E a proposito di bambini che possono avere qualche difficoltà, un'altra domanda è questa: è consigliato un intervento riabilitativo precoce
in bambini che appunto hanno, in questo caso si parla di disabilità intellettiva, proprio alla luce di quello che lei ha detto rispetto alla maggiore connettività nei primi anni di vita del bambino. È fondamentale, il problema è la diagnosi, no? Il problema è cogliere e capire queste difficoltà dall'inizio e io personalmente in questo mi affido molto agli occhi dei genitori, perché i genitori hanno di fronte il bambino da subito e io ho sempre invitato i pediatri ad ascoltare i genitori e non chiudere semplicemente qualsiasi intervento della mamma o del papà preoccupati per qualsiasi tipo di mancanza di comportamento, dicono i suoi amici fanno così e lui non lo fa. Ecco, io se fossi un pediatra andrei dietro a quello che il genitore dice, perché non possiamo semplicemente tacciare di genitore ansioso e la chiudiamo lì, ma possono esserci degli indizi interessanti, importanti, che a uno screening non può essere ancora fatto perché è troppo precoce, ma sono dei prerequisiti che sono necessari, dei predittori di qualcosa che può scaturire dopo. Quindi se io lavoro e individuo e conosco questi predittori, allora lì io posso andare a lavorare. E devo dire che solo e esclusivamente se noi lavoriamo precocemente, andiamo veramente a eliminare determinate definizioni poi successive. Quindi io sono assolutamente convinta che bisogna lavorare sul predire più velocemente possibile, chiaramente tenendo in considerazione quella che è la variabilità individuale, perché certi bambini possono camminare prima di altri, certi possono parlare prima di altri, e quindi non è che perché quell'altro a 12, a 7 mesi ha già iniziato a camminare e mio figlio che ne ha 14 è ancora tutto incapace di stare in piedi senza un appoggio, questo io mi devo preoccupare, no? Perché devo guardare poi il bambino nell'insieme delle sue funzioni, non solo una e vedere perché questa non va, perché se quel bambino comunica perfettamente ed è capace di produrre un linguaggio perfetto, allora è semplicemente che se ho lavorato fino adesso sul linguaggio, ho tenuto un attimo dietro il motorio, adesso mi concentrerò sul motorio e nel giro di poco va a recuperare. Quindi non allarmarsi, ma occuparsi, ok? E questo è importantissimo, perché allora se quel bambino non produce il linguaggio, non cammina e incomincia a avere 14 mesi, allora 14 per arrivare fino a 20, allora almeno vado a cercare di individuare quei prerequisiti su cui io posso lavorare. Okay? Quindi l'aspetto comunicativo c'è o non c'è rispetto alla produzione del linguaggio. Il linguaggio non è l'unico modo per comunicare, no? Quindi il bambino comunica anche se non ha il linguaggio. Quali sono gli aspetti? Ecco, queste osservazioni vanno a frammentare, diciamo, il comportamento del bambino e andiamo a vedere molto attentamente le cose che lo compongono poi, no? Quindi non aspettiamo i 2 anni perché il bambino non è capace di fare delle cose. Guardiamolo in modo diverso, in modo attento e soprattutto al di là del guardarlo stimoliamo. Certo, grazie mille. Un'altra domanda arriva da una maestra di Verona che dice che appunto in questi giorni stiamo sentendo molti relatori parlare dell'importanza del corpo e del movimento per l'apprendimento, mentre spesso ci accorgiamo che la scuola tende ad ingessare i bambini, i comportamenti dei bambini e chiede costantemente di stare fermi e zitti a volte anche. Secondo la sua esperienza, insomma, ci sono, o secondo quello che lei conosce, ci sono esperienze in Italia di scuole che sfruttano i principi di cui lei ci ha parlato? Ma io credo che le insegnanti nel nostro sono tutte brave. Io veramente non credo che dobbiamo dire che sono sbagliate. Se l'insegnante alla prima elementare ha bisogno di far sedere quel bambino, è importante che sappiano farlo, no? Perché la scuola ha la forza del gruppo.
E il gruppo dei pari è il grande punto di riferimento che la scuola, che l'insegnante ha. Quindi è trasformarlo in un gioco nel farlo assieme, non è stiamo seduti ognuno dove vuole, perché le regole di per sé hanno anche un significato, ok? Quindi star seduto mentre sto facendo un compito favorisce un sistema attentivo, favorisce un sistema percettivo, favorisce tutto un insieme di elementi, di funzioni che sono importanti per quello che vado a fare. E il problema è che abbiamo un'ora di ginnastica a settimana, non che dobbiamo fare ginnastica invece di apprendere un'altra materia seduta, non è quella la difficoltà. Cioè, noi dobbiamo riuscire, e poi non è solo a scuola, ci sono da altri momenti in cui si può lavorare con il bambino. C'era l'insegnante di mio figlio che c'era un ragazzo che aveva delle grossissime difficoltà in matematica, ma se lo guardavate era un bambino che era scordinato, non riusciva a camminare, inciampava sempre. Quindi l'insegnante, che è stata molto lungimirante, quando ha parlato con la madre, gli ha detto sì, è vero, ha delle difficoltà di matematica, ma se posso darle dei consigli di esercizi da fare a casa, gli compri una palla e incominciate a lanciarvela in modo che il bambino sviluppi una capacità di coordinazione. Perché nel lanciare la palla io devo coordinare il visivo con un oggetto, devo farlo in un determinato arco temporale e spaziale, che sono tutte le componenti che sono in gioco nell'abilità matematica. Quindi io credo che bisogna porsi le domande su quali sono le componenti, le funzioni coinvolte in ciò che noi vogliamo far apprendere. E allora lì andiamo a modificare il nostro modo di insegnare o di misurare, fra virgolette, o di capire il bambino. L'altro del parlare, sì, è vero. Noi non insegniamo, questo in Italia è assolutamente vero, ma è vero anche all'università, che non chiediamo mai cosa pensano i bambini, andiamo a dare, non tanto i bambini, gli studenti universitari, spesso e volentieri. Io quando sono andata all'estero ero veramente molto impaurita e quando sono andata alle prime riunioni mi chiedevano cosa pensi. Io dicevo, ma come, a voi interessa cosa penso io? No? Perché mi pareva che invece noi dovessimo essere dei contenitori semplicemente da riempire e nessuno mi chiedeva se io avevo delle idee. Quindi questo vale per tutte le fasce di età, no? Le idee che sono il frutto del ragionamento ma anche della creatività non vanno mai perse, ok? Quindi io do gli strumenti, perché l'insegnante dà gli strumenti, i pennelli, i colori, ti insegno a come si fa a riprendere una natura morta, ma poi devo lasciare che una volta che io ti ho dato gli strumenti, il ragazzo possa mettersi all'opera e creare, ok? La cosa che l'insegnante deve aiutare a fare è perseverare in ciò che viene chiesto, ok? I bambini, se non riescono, si fermano, questo è sbagliato, no? Bisogna riconoscere che nell'errore c'è un momento in cui io posso fare un passaggio in più e quindi l'insegnante onestamente, apertamente va a tirar fuori maieuticamente il bambino, no? Però dando gli strumenti, non possiamo mica non darli, no? Quindi è... Grazie. Un'ultimissima domanda che le facciamo, probabilmente sulla scia dell'ultimo video che lei ha mostrato, ci si chiede quanto un bambino che vive la depressione postpartum della mamma possa vedere compromesse alcune possibilità, insomma, importanti per il suo sviluppo. Allora, sicuramente, ma per fortuna i bambini hanno altre figure di riferimento intorno, ok? Quindi non dobbiamo dare tutta la responsabilità alla madre perché in qualche modo è l'unica che è vero, la mamma è il punto di riferimento più importante, ma solo perché è fisicamente più vicino, nel senso che produce il latte, perché ce l'ha anche nella pancia per un periodo lungo, però al di là di questa specialità di relazione durante la formazione, nel momento in cui si interagisce, l'interazione
è importante anche con altre figure di riferimento. Quindi io, se dovessimo pensare a una mamma depressa, sicuramente la depressione postpartum è molto, molto dannosa nel corso del tempo, perché è un bambino che, come dicevo prima, non è abituato a trovare una sincronia con l'altro e non trova risposta quando piange, riduce la sua capacità di richiesta. E questo è molto male, no? Quando il bambino smette di chiedere, non ha autostima e non ha neanche la possibilità di mettersi in gioco nelle cose, e accetterà, perché la mamma non può essere cattiva e quindi il cattivo è solo lui. No? E quindi c'è una idea sbagliata di se stesso, e secondo me in quel caso va coinvolta molto la figura del sé. Ecco, questo è. Bisogna trovare delle modalità per riuscire a interagire con il bambino, no? E aiutare anche la mamma a essere, a non sentirsi in colpa e a prendere in mano se stessa, ovviamente, con tutte le difficoltà di una depressione che ha una caratteristica psicotica e non solo momentanea, per esempio. Sono tutte cose che possono essere in qualche modo previste, e quindi la struttura potrebbe essere già definita prima ancora che la mamma rimanga incinta, e quindi si possono trovare delle soluzioni di intervento costante, di vicinanza, in modo da aiutare questa sincronia, no? Quindi sicuramente quel momento è importante. Se non si fa niente, se non c'è nessuno, sicuramente è un effetto devastante per i bambini. Certo, probabilmente anche parlare di più nei corsi preparto di questi aspetti del neurosviluppo che lei ci ha raccontato oggi potrebbe essere di aiuto a molti genitori, a molte famiglie. Professoressa, il suo intervento è stato molto prezioso per il nostro festival, i commenti positivi che sono arrivati sono moltissimi, gliene leggo qualcuno per ringraziarla ancora. Appunto tutti ringraziano per l'opportunità, ringraziano anche il Comune per rendere gratuiti questi interventi e dicono che questo incontro è stato davvero interessantissimo. Per noi insegnanti ci vorrebbero più spesso questa opportunità di ascoltare grandi professionisti, bravissima e chiarissima, grazie professoressa Farroni, grazie infinite, quante cose su cui meditare. E poi Lusella scrive: ci rassicura come educatori ma chiarisce il valore responsabile della cura. Grazie, molto interessante. Come questi ne sono arrivati moltissimi altri, noi ci uniamo a questi ringraziamenti e davvero è stato un piacere poterla ascoltare, poterla avere con noi. Grazie di cuore, grazie, professoressa Farroni. Grazie. Arrivederci a lei. Noi chiudiamo anche questa sera l'incontro. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia di cuore per aver partecipato. Vi invitiamo a seguire anche i prossimi appuntamenti gratuiti che trovate sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Questa sera alle ore 20:30 presso il Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto ci sarà l'incontro del professor Umberto Galimberti dal titolo Ripensare all'educazione verso un sostegno autentico ai giovani. Quindi vi invitiamo a seguirlo e a seguirci anche nei prossimi giorni. Grazie e buona serata.